Buongiorno a tutti ragazzi, buon inizio settimana. Ieri c'è stata una scossa di terremoto nella zona alta di Pozzuoli, quindi tra Napoli e Pozzuoli. In effetti la scossa è stata molto sentita dalla popolazione, ragazzi. Questo evento è stato registrato alle ore 14:39. Ciao Stellar. Al diciamo magnitudo 1,3, però ragazzi moltissimo, diciamo pochissimo profondo, 1 chilometro, quindi diciamo 1,3 di magnitudo, però un solo chilometro di profondità, quindi immagino che si è sentito benissimo. Ciao avvocate. I cittadini hanno dichiarato di aver sentito prima un forte boato, ragazzi, e poi i vetri delle finestre hanno incominciato a tremare. Poi altre due lievi scosse sono state registrate intorno all'una di ieri notte, però. Ciao Saverio. Quindi si stanno verificando queste scosse piccoline, diciamo, però quella di 1,3 con profondità di un solo chilometro, quella lì è stata sentita benissimo proprio. Quindi le persone si sono messe paura, si pensavano che fosse il Vesuvio, come ho messo questa foto io. Questo è il Vesuvio, ragazzi, questa foto che sta sul fondo di questo video. Quindi diciamo che tutta questa zona che vedi là davanti è lì, Pozzuoli, è tutto lì sta. Quindi immaginate che queste persone, giustamente, chi pensa al terremoto, chi pensa, ciao Manuela, grazie. Quindi chi pensa, diciamo, al Vesuvio, chi pensa ai Campi Flegrei, là è un casino, ragazzi. Ciao Nastase. Grazie pure a te. Quindi ragazzi, ieri tanta paura a Napoli, a Pozzuoli specialmente, dove i vetri, sotto i commenti su Facebook, su questa cosa, perché ho molti amici napoletani e quindi ho visto i loro commenti e giustamente tutti quanti scrivevano che sta succedendo, che è successo, i vetri hanno tremato, così, così. Vero, Saverio, tu vai, allora ti posso dire pure dove puoi andare, tu basta che vai a Napoli Today a vedere, ci sono tanti siti web dove puoi andare a vedere, quindi non ti sto dicendo una bugia. L'ho preso proprio dal sito Napoli Today, 8 pagine, ma tutti i siti possibili e immaginabili. Sta anche in inglese, l'ho trovato, penso un po'. Quindi è stato molto sentito perché tutti i giornali, anzi tutti i siti web lo riportano tutti. Puoi controllare quasi ovunque, ci sta dappertutto. Io ieri stavo a Molina di Vietri, che stavo vedendo la Madonna della Neve che esce lì, quindi non l'ho potuto fare in diretta. Quindi l'ho fatto stamattina, che sono andato a vedere sul mio sismografo i terremoti che ci stavano. Sì, sì, ma finale, ma 1,3 però 1 chilometro di profondità. Immagino che la terra abbia ballato, perché anche se di poco, però è proprio come diciamo noi qua, gop on gop, cioè sopra sopra è stato. Quindi pure se fosse stato di uno si sarebbe sentito. Quindi molti commenti di persone su Facebook, però fortunatamente ragazzi non c'è stato nulla al finale. Ha paura come sempre, quella là non si può evitare, quindi anche perché è una zona ad alto proprio rischio sismico, questo è è il problema, quindi lì anche una minima scossa, no? E tutti quanti, purtroppo non è che si fanno i film, però lì davvero può succedere di tutto, quindi giustamente. Poi calcolate che abitano tutti sotto a Vesuvio, guardate qua tutte queste case che stanno proprio sotto a questo vulcano gigantesco. Poi a fianco ci stanno i Campi Flegrei, quindi diciamo che ci sta un po' di tutto lì. Quindi giustamente la paura è anche normale lì. Vabbè ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Speriamo che non si ripeta, anche se stanno facendo tipo delle scosse di assestamento, come le chiamano loro,
cioè micro scosse tellurgiche come le chiamano, però speriamo che non succeda qualche altra scossa a profondità, diciamo, di poco, perché quello è il problema, ragazzi. Se fa una scossa di terremoto di 5, magnitudo 5, a 1 chilometro di profondità, ragazzi, parecchie palazzine vanno per terra. Ma non solo a Napoli, ovunque, quindi non è il problema di Napoli, oppure solo forse in Giappone non succederà perché le case lì sono antisismiche, in Italia invece no, ragazzi. Quindi diciamo che il Giappone è l'unico forse, diciamo, forse nazione che, sì, sì, l'unica nazione che riesce a contenere i terremoti, diciamo, ragazzi. Ma perché loro hanno questa abitudine di fare le case antisismiche, anche perché lì è come qua, là la terra balla tutti i giorni, là un magnitudo 4 là per loro non è nulla, perché loro sono abituatissimi. Poi le strutture lì sono fatte proprio a hoc, quindi significa che lì un terremoto di 2-3 gradi non lo sentono proprio. Mentre qua in Italia le case, ragazzi, sono quelle che sono, quindi e questo è il problema. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, speriamo di non dover dire qualche altro terremoto, perché qua ultimamente ho fatto più video questa settimana di terremoti ed eruzioni che no di altre notizie così non normali, diciamo. Vabbè, voglio buona giornata e ci sentiamo come sempre al prossimo video. Ciao Avvocatella, ciao Maria, ciao a tutti, ciao Saverio, ciao a tutti ragazzi.